Siamo riusciti finalmente in un progetto ambizioso. Dai 4 ai 500 ragazzi veneti, dai 23 ai 25 anni, pronti alla laurea, non ancora laureati, formati ed esperti di quel che è il mondo digitale, scelti, convenzionandoci con le 4 università del Veneto, quindi scelti dall'università, andranno in impresa veneta, nelle piccole e medie imprese, a contaminare i nostri artigiani, i nostri imprenditori, con il loro sapere digitale. Cioè in qualche modo noi vogliamo che il ragazzo capisca cos'è l'impresa, capisca cos'è un artigiano, capisca cos'è un laboratorio, un domani ci andrà a lavorare magari, e che in qualche modo il nostro artigiano venga contaminato con il nuovo, con quello che è il futuro. E allora questi 400-500 ragazzi in qualche modo si spargeranno nel Veneto, saranno ragazzi che per 3 mesi staranno in impresa, avranno anche un rimborso. 1.500 euro per 3 mesi, credo importanti per rendere interessante la cosa, è un rimborso spese, ma siamo veramente felici che finalmente l'università, la vera università che qualifica il Veneto, entri nel mondo dell'artigianato e dell'industria che tutti ci hanno invidiato. Contaminare questi due mondi era un sogno, oggi diventa una realtà. Chiediamo all'università, convenzionandoci con loro, di scegliere questi 400-500 ragazzi, chiediamo all'impresa di individuare le imprese disponibili a crescere. In qualche modo non è il classico stage formativo in cui il ragazzo va in impresa, qualche volta anche viene usato insomma. Questa volta è il contrario. Il ragazzo va in impresa portando la sua conoscenza per contaminare l'artigiano, che gli offre un'opportunità, conoscere l'impresa prima di entrare nel mondo del lavoro. È un bel progetto, ne siamo orgogliosi, siamo sicuri che sarà importante. È il primo step, 500 ragazzi, se funzionerà potrebbe essere un progetto continuativo.